Tua radio. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera per una volta non è un'espressione abusata, vorrei raccontarvi brevemente quella che davvero è una storia paradigmatica dei nostri tempi, talmente paradigmatica, lo dico subito, delle follie, delle isterie e dei controsensi politicamente corretti, che ci vorrebbe la penna di un Tom Wolfe per raccontare questo piccolo capolavoro concentrato di follia. Ma molto più modestamente, noi non essendo Tom Wolfe, ci limitiamo alla cronaca, cioè vi raccontiamo questa vicenda pazzotica. Questa vicenda pazzotica per teatro la sede del McDonald's della stazione centrale di Berlino. L'essenza della vicenda è riassunta dal titolo che troviamo sul sito del giornale, che l'ha ripresa con grande evidenza poco fa e che vi riferiamo. La trans e la musulmana litigano per lo spogliatoio, cortocircuito walk in tribunale. È meraviglioso, è meraviglioso. Davvero neanche Tom Wolfe nei suoi momenti migliori avrebbe immaginato una cosa del genere. Perché cosa è successo? È successo che una dipendente di questo McDonald's ha fatto coming out come leggo Transfrau, letteralmente donna trans, anche se la traduzione potrebbe non essere considerata correttissima, no? In base alla tabella, sapete, delle decine e decine di generi che prevede l'ideologia LGBT, in quanto si tratta più precisamente di un uomo che decide di essere donna anche se non si è ancora operato. Parentesi da non confondere col travestito, ovviamente, non siate reazionari, per favore, non confondetela col travestito. Comunque in ogni caso succede che questa persona in coerenza con questa sua sensazione di genere chiede di poter utilizzare lo spogliatoio delle dipendenti donne, appunto. La direzione in un primo tempo lo concede, nessuno solleva eccezioni, ma a un certo punto l'eccezione la solleva una cameriera islamica che proibisce a questa collega di cambiarsi l'uniforme vicino a lei e dice no, assolutamente non può essere, va de retro una scena che non si può vedere. E a questo punto la collega, diciamo, non la prende bene, va in tribunale. Al momento ha perso in primo grado, ma c'è un ricorso al Tribunale del Lavoro, quindi non sappiamo come andrà a finire. Sappiamo invece il dilemma drammatico di fronte a cui c'è qualunque, diciamo, anima bella, woke, appunto, politicamente corretta, ipersensibile alle ragioni delle minoranze o presunte tali. Con quale maggioranza stanno in questo caso le anime belle? È perché qui vengono a galla due, come dire, filoni, no, di questa ideologia woke. Da un lato c'è l'islamofilia, per cui non bisogna mai turbare la cultura islamica, la religione islamica, insinuando che magari è meno tollerante, come dire, di altre civiltà nel mondo contemporaneo, che ha degli elementi che stridono, no, con le regole basilari della nostra convivenza. Mai farlo, perché saremmo dei biechi razzisti islamofobi. Bisogna sempre, diciamo, adeguarsi. Ulbeck diceva sottomettersi, comunque non turbare le turbe, scusate il voluto gioco di parole, di questa minoranza islamica nelle nostre città. E dall'altro però c'è il dirittismo LGBT a prescindere, che è un'altra colonna dell'ideologia woke, no? Per cui qualunque diciamo paturnia, rivendicazione, scena, atto sentito come diritto inalienabile dell'individuo, in questo caso usare gli spogliatoi femminili perché ci si sente donna, è incontestabile anch'esso. Quindi, come dire, cosa succede? Il buon woke noi non lo sappiamo, perché non lo siamo, ovviamente siamo dei retrogradi reazionari attardati, ma l'anima bella cosa sceglie? Sceglie l'islamica
o sceglie diciamo l'uomo che si sente donna, sceglie l'Islam o i diritti LGBT. Questa vicenda perché è paradigmatica? Perché porta a galla che a furia di fare della sudditanza a prescindere a qualunque rivendicazione di qualunque minoranza, non sei più nel campo delle idee, ma sei nel campo del cortocircuito mentale. Grazie a tutti, a domattina.